Regional and local officials presented the 70th Muggia Carnival, highlighting its importance within the region's tourism strategy. We wanted to know what to expect from this year's event, whether officials are joining in on the celebrations, and what they might be wearing. Soprattutto quello di Muggia non è semplicemente un carnevale, ma è un evento popolare dove i cittadini diventano protagonisti. Oltre alle diverse compagnie che si alternano alla presentazione di carri magnifici che prevedono un lavoro di mesi e mesi antecedenti alla settimana del carnevale, diventa protagonista di un evento che vogliamo farlo diventare sempre più attrattivo anche al di fuori della regione. Ok, e in caso da cosa si vestirà? No, è quello, ecco, cerco di mantenere una certa dignità da presidente di regione ancora, magari non mi vesto, vado a guardarlo con attenzione. Di quest'anno diciamo tante cose, ma tante cose come tutti gli altri anni, e ricordo che il nostro carnevale è diverso dagli altri. I miei ragazzi fanno teatro da strada, ogni compagnia sceglie un tema e in base a quel tema deve fare coreografia, deve fare musica, deve fare il carro principale e naturalmente i costumi. Quando ero piccolo festeggiavo moltissimo, ma non mancherò di presenziare al Carnevale di Muggia, mi perdoneranno se non sarò vestito in maschera, ma insomma ci tengo davvero a presenziare.